Buona giornata cari telespettatori, rieccoci insieme, vi ricordo siamo in diretta con il nostro ospite Angelo Faloppa, Presidente Confcommercio Mandamento di San Donà di Piave e di Jesolo. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E allora sarà l'occasione per affrontare il tema del turismo ma anche del commercio, quindi analizzare un po' la situazione nel territorio, valutarla sotto diversi punti di vista. Se siamo soliti in questo periodo parlare di turismo ma farvi vedere le bellezze del nostro territorio e delle spiagge venete, abbiamo anche parlato poco tempo fa, parleremo anche domani ancora di turismo ma sempre in modo piacevole. Questa volta lo facciamo anche in modo critico e attento da parte degli operatori del settore per far conoscere come stanno veramente andando, come sta andando questo comparto in un'area strategica, perché Jesolo, San Donà, questo territorio, San Donà anche dal punto di vista poi del commercio, è veramente l'indice catalizzatore di determinate dinamiche. E allora vediamo di capire qual è stato un po' l'andamento di periodo. C'è stata un'estate tardiva, lenta ad andare avanti, previsioni meteo che non erano certo per voi entusiasmanti, anzi siete stati coloro che si sono sollevati anche, no? Sì. Nei confronti di questa. E adesso vediamo un po' di capire cosa sta succedendo. Beh, diciamo che spesso ci hanno anche indovinato perché abbiamo avuto una primavera veramente infame veramente orribile, che ci ha assolutamente danneggiati. Poi sì, qualche volta le previsioni ci hanno messo anche loro, perché magari mentre vicino alle spiagge tante volte si creano delle correnti d'aria che quindi modificano anche quello che può essere le previsioni dell'entroterra, magari in spiaggia la situazione è migliore e quindi qualche volta ci penalizzano veramente. Comunque abbiamo avuto un inizio stagione, un aprile e un maggio veramente poco felici. I primi di giugno non ci hanno tanto aiutato neanche quelli, con il finire delle scuole è cominciata la vera stagione. Però abbiamo perso un mese e mezzo che per noi era fondamentale. Perché calcoliamo che la stagione invernale non è, anche se si dice cercare di portare il turismo delle spiagge a 365 giorni l'anno, non è fattibile assolutamente. È difficile, ci riesce un po' Jesolo perché anche d'inverno ha sempre quei 50-60 alberghi aperti che non sono pochi, grazie alla vicinanza di Venezia. Però pensare di far lavorare una località intera a 360-370 alberghi non è ancora fattibile. Praticamente impossibile. Impossibile anche perché sì sono tanti, ma anche non riusciamo a creare ancora quelle giuste sinergie che dovremmo fare col territorio. Cioè cercare di agganciarsi a tutto quello che abbiamo dietro le spiagge, che è una miniera la nostra enogastronomia, dovrebbe essere quello che ci permette veramente di far visitare il territorio anche in quelle che sono le basse stagioni. E invece siamo ancora un po' bloccati da quel punto di vista. Sì, anche perché girare il Veneto è anche abbastanza difficile dal punto di vista del traffico, della mobilità. Quindi questo è una delle cose che frena un po' il turismo anche nell'entroterra. Infrastrutture, secondo me, è una delle cose che effettivamente abbiamo bisogno, non solo nel Veneto ma Paese Italia. L'Italia ha bisogno di infrastrutture. Abbiamo tutti la concezione che il turismo sia qualcosa che viene da sé, qualcosa che non ha bisogno di programmazione, perché siamo convinti che abbiamo tutto quello che ci vuole per fare turismo: mari, monti, laghi, terme, città d'arte, abbiamo tutto. Spesso questo avere tutto fa sì che anche i nostri amministratori, anche a livello nazionale, siano convinti che il turismo possa vivere da sé senza nessun intervento, e questo assolutamente ecco, lei ha toccato l'aspetto infrastrutture e diciamo che per Jesolo è vitale. Ovvero anche questo weekend appena trascorso, lunghe code che da un lato fanno di tirare un respiro di sollievo, perché vuol dire che il pendolarismo si è ripreso
che Veneto sul Veneto si muove, oltre che i turisti stranieri che stanno arrivando, abbiamo appreso anche dalle notizie, poi ci confermerà lei se è vero o meno. Il problema è proprio questa viabilità che risulta abbastanza difficoltosa, quindi se ha avvantaggiato, se non sbaglio, Eraclea, che mi sembra che ha una viabilità diversa e più agevole, viceversa Jesolo è un po' in difficoltà. Jesolo è una piccola perla verde, quindi è talmente piccola che effettivamente ha dei movimenti molto differenti da quelli che possono essere Jesolo. Jesolo è quasi una metropoli in estate, quindi effettivamente ha un'unica strada che porta nella nostra località. E non si può fare niente? Adesso è già in approvazione anche a livello regionale la cosiddetta autostrada del mare, quella che dal nuovo casello di Meolo dovrebbe portare direttamente a Jesolo. Però è importante poi anche risolvere quei nodi interni alla nostra località, perché arrivare veloci a 3 chilometri dal Lido e poi dove perdere magari 2 ore per arrivare nel tuo albergo, nella tua struttura, nel tuo appartamento, dà ancora più fastidio. Ma è un insieme di cose che per quanto riguarda i trasporti, le faccio un esempio, il grosso ormai un po' alla volta si sta spostando anche, i clienti arrivano ai nostri aeroporti. Abbiamo la fortuna di avere Treviso e Venezia vicini a noi, 1,35, 1,45 km, quindi questo ci agevola. Però vediamo dei clienti che arrivano in un'ora con 20-30 euro, quei low cost arrivano dall'Inghilterra, dalla Germania, dal Belgio, dalla Scandinavia, ecco, esatto, con 40 euro magari arrivano 50 euro e poi quando sono lì, se si devono muovere quei mezzi pubblici, a volte veramente, non so, per raggiungere in autobus da Treviso, per raggiungere Caore o Bibbione magari ci metti 2 ore, 2 ore e mezza perché devi cambiare tre autobus. Ecco, queste sono le cose che effettivamente danno fastidio a un turista e d'altro canto anche i taxi costano, perché uno che ha speso 40 euro per l'aereo non è disposto a darti 100 euro per il taxi, cioè la cosa stride un po'. Ecco, queste secondo me sono le cose importanti, mettere veramente in rete, in comunicazione, tutte le nostre località più importanti con i 2 aeroporti. Questo è fondamentale. C'è un passo avanti in questo senso, c'è una progettualità, perché poi con San Donà si parlava anche della metropolitana di superficie che avrebbe dovuto agevolare tutta l'area del San Donatese, eccetera, che poi è rimasta però lettera morta, non si è proceduto. Per una questione anche di budget. Di budget, indubbiamente anche per questo, però, ed è questa la cosa che ci amareggia molto, dobbiamo cercare di capire anche che se non investi non crei posti di lavoro. Il turismo è l'unica attività che potrebbe ancora creare posti di lavoro. Assolutamente. Quindi, questo è un aspetto fondamentale. Allora, andiamo subito in pubblicità, torniamo su questo argomento tra pochissimi secondi. Allora, resta comunque il problema dello spostamento, degli spostamenti e quindi il nodo viabilità, se chiamiamola così. Sì, questo è un problema proprio generale un po' di tutta l'Italia e un po' di tutte le località turistiche. Stavamo partendo dal concetto che il turismo può essere una delle poche attività che ancora crea posti di lavoro in Italia e può dare lavoro a tantissimi giovani che quindi attualmente... voi lo confermate questo, avete il polso della situazione, perché poi quando diciamo queste cose ci ascoltano diverse persone e per i propri figli e nipoti spingono in questo senso speranzosi. Quest'anno la stagione è stata un po' più corta, quindi siamo partiti anche con le assunzioni più in ritardo. Però se analizziamo tutte le aziende italiane, tutte le industrie italiane che hanno grosse difficoltà o vanno a delocalizzare, il turismo non lo puoi delocalizzare. La materia prima per fare turismo ce l'abbiamo noi, abbiamo veramente tutto quello che serve. Sì, esatto, la materia prima c'è. Per fare un esempio semplicissimo, se la Sicilia fa 3-4 mesi di stagione, pensiamo che dall'altra parte c'è Malaga che ne fa 8, è lo stesso identico clima. Ecco, pensate voi cosa vuol dire poter allungare la stagione, ed è quello che noi cerchiamo di fare e che quest'anno, causa anche tempo, non ci siamo riusciti, non solo tempo ma anche situazione economica. Però dico, investire nel turismo non sono soldi gettati, ma è veramente creare basi per creare lavoro e per creare sviluppo. Paese Italia ha tutto, ha l'agricoltura, ha tutto quello che serve per fare
turismo. Dobbiamo fare anche infrastrutture e questo è indispensabile. Ecco, tanti lamentano che gli operatori del settore commercio e turismo non fanno sistema e quindi c'è uno spezzettamento di offerte, quant'altro, di proposte, però poi sostanzialmente c'è molto individualismo. Beh, noi veneti siamo un po' individualisti. Questa un po' ne entra nella... Sì, siamo molto bravi a casa nostra, siamo bravissimi a fare e spesso siamo meno bravi nel comunicare. Abbiamo talmente tanti posti in Veneto straordinari, bellissimi, poco frequentati, come mi diceva anche lei che ne ha visti di questi posti. Effettivamente dovremmo riuscire a far capire al turista che venire anche più volte nelle nostre località non è solo Venezia, che puoi andare a visitare, che poi vai a congestionare una città che è già fragile per conto suo, ma che hai delle bellezze straordinarie che puoi andare a vedere anche nell'entroterra. Ma vengono percepite, chiedo a lei un po' del settore, come rivalità? Quindi voi sentite la rivalità di altre località oppure cooperate per fare... No, le spiego. Una volta c'era, parlo tanti anni fa, c'era il tentativo di tenere il cliente, l'ospite, casa, perché così gli davi da bere, gli facevi i concertini, la musica, tenevi tutto dentro l'albergo. Ecco, sono tanti anni che questo non avviene più. Una volta avevamo clienti che stavano da noi 40-50 anni, io mi ricordo, sono andato a premiare albergatori che per 40 anni andavano nello stesso albergo, quindi bravissimo l'albergatore a fidelizzare, ma trovava anche un cliente poco propenso a cercare le novità e a muoversi. I figli di queste persone non hanno più questa mentalità. Cambiano continuamente. Cambiano. Quindi quando vengono nel tuo albergo perché si affezionano e stanno bene da te, o nel tuo appartamento, o nel tuo residence, o nel tuo campeggio, ma una volta che là non puoi farli stare dentro nel tuo albergo, perché verranno 1 anno, 2 anni, 3 anni. Se invece tu li fai conoscere quante cose ci sono fuori, può avere ogni volta uno stimolo diverso per frequentare le nostre località. Quindi questo è importante, dare delle opportunità. Poi sarà lui a scegliere quelle che preferisce e cosa preferisce. Però il Veneto veramente offre di tutto. Quindi... Ecco, per quel che riguarda le opportunità turismo-commercio unite insieme dell'area del San Donatese e Jesolana, c'è stato qualcosa di nuovo, si sta muovendo, ci sono iniziative, cosa fate anche voi per il territorio? Beh, noi come Confcommercio cerchiamo di creare queste sinergie. Una delle cose per noi veramente drammatiche come commercio del centro città è l'avvento degli outlet. Quindi siete concordi tutti nel ravvedere, sì, perché c'è chi ha detto che addirittura che è stato superato il problema outlet per la tipologia di offerta che comunque è standardizzata su certi parametri. Ma la gente la porta via. Quindi va se questi organizzano il pullman da Jesolo che portano i turisti russi all'outlet, lei capisce che quando sono anche i pullman organizzati. Sì, sono pullman dell'outlet noleggiati con le insegne e tutto, tutti colorati col marchio outlet che fanno la navette continua dalle nostre località di mare. Ma è normale, sono degli imprenditori ed è giusto che facciano così. Siamo noi che dobbiamo fare le contromosse. Infatti, esatto. Noi abbiamo fatto un magazine molto bello, Jesolo Shopping, Jesolo Fashion, che è molto bello, per far capire cosa al turista quando arriva da noi, prima di aver voglia di andare all'outlet, di presentargli cosa c'è nel territorio. E in 15 km di spiaggia come abbiamo noi ci sono tanti bazar, perché è ovvio, fa mare, ma ci sono anche tanti bei negozi. Ci sono tantissimi negozi, la via è una vetrina. No? È una vetrina. L'importante è far sapere dove ci sono questi negozi. Quando arrivano i clienti russi, che sono tra quelli che tutti auspicano che arrivino perché effettivamente spendono, amano i nostri brand e viaggiano veramente con questa mentalità, è importante fargli sapere in anticipo cosa c'è nella località. Addirittura devono essere già prima, si organizzano Dobbiamo prima. cercare di anticipare le mosse. Quando arrivano devono trovare qualcuno qualcosa che parli del territorio e dei nostri negozi. È ovvio che a soffrirne di più sono i negozi dell'entroterra, San Donano, Venta stessa e altre località che veramente ne soffrono in questo momento. Forse non hanno anche l'appeal attrattivo, perché immagino che ci debba essere qualcosa in più anche dal punto di vista coreografico. Cosa trova un cliente all'outlet? Oltre a tutti i brand scontati.
scontati. Trovano parcheggi gratuiti, facilità di parcheggio, facilità di movimento perché li mettono vicino alle uscite delle autostrade, sicurezza e tranquillità per i bambini perché non c'è circolazione di auto, c'è traffico, ecco, tutte queste cose bisogna ripresentarle. Brava, ed è quello che noi come Confcommercio vogliamo fare e stiamo facendo. Perfetto, un attimo solo la interrompo solo un secondo, una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Mestre. Sì, dica. Niente, volevo dire, ho sentito che parlavate delle strade per raggiungere Mestre. Noi parlavamo di Jesolo, comunque per carità è l'area sempre del veneziano. Per raggiungere Jesolo, scusi, mi sono sbagliato. Sì. Io nel 1960 praticavo quelle strade da Mestre per raggiungere Jesolo. Sì? Praticamente sono rimaste uguali rispetto al 1960. In tutto questo tempo non si è fatto quasi niente. Certo. Se non niente. Adesso sento parlare di autostrade, di metropolitana di superficie. Se non li abbiamo fatti negli anni 80, io sono quasi sicuro al 100% che queste strade non verranno mai fatte. È inutile dire tante cose faremo, vedremo qua, ma però se non sono fatti negli anni che c'erano i soldi, adesso sicuramente non verranno fatte. Mi dispiace, Jesolo è bellissima, io la pratico da tanti anni, è sempre un calvario a raggiungerla. Purtroppo, lei c'ha ragione. Sì, beh, no, infatti, guardi, la ringrazio tantissimo della sua testimonianza. Buongiorno. Grazie. Guardi, rispondiamo al nostro telespettatore molto appunto. Intanto non siamo noi imprenditori gli unici che devono fare certe cose ed è qui che noi chiediamo l'aiuto e la collaborazione della Regione perché questo è il compito della Regione, non certo nostro. Le do ragione, io ho cominciato a fare l'albergatore da bambino quasi, nel 79 e quando andavo alle riunioni dell'associazione si parlava di strade, di ampliamenti, di nuove strade, addirittura di sublagunari dove arrivavi verso Cavallino, decongestionando il traffico, di sottopassi e quant'altro. Ha ragione lei, poco o niente è stato fatto. Io voglio mantenere un po' di ottimismo perché l'imprenditore deve per carattere essere realista ma anche ottimista perché altrimenti non farebbe impresa e in questo momento le assicuro se come già ci stanno facendo perdere la voglia di fare impresa, se effettivamente dovessimo abbatterci e dire fino adesso nulla è stato fatto, veramente non ne usciamo più. Vi deprimete. No, sì. Senza dubbio il nostro telespettatore ha ragione, ha messo il dito sulla piaga. Quindi ci si cerca naturalmente di ovviare, altrimenti. Le promesse, appunto io avevo parlato della metropolitana di superficie perché le promesse c'erano, progetti concreti anche. Quello dell'autostrada è un progetto privato però, ha di finanziamenti solo privati. È per questo che ci speriamo un po' di più. Però la crisi c'è in questo momento, ci sono stati anche dei tagli importanti, se però l'indotto turistico, l'indotto nella zona del San Donatese Jesolano dovesse continuare ed essere importante, l'investimento ne vale la pena, no? È proprio la considerazione che stavo facendo, non sono soldi spesi ma investiti. Cioè, quando investi nel turismo, investi nel futuro. Io faccio sempre un piccolo esempio. La Merkel 2 anni e mezzo fa disse il futuro della Germania è nel turismo. A noi sembrava una bestemmia, perché pensare a quello che ha la Germania e a quello che ha l'Italia per fare turismo. Ebbene, i tedeschi in 2 o 3 anni hanno aumentato del 30% il turismo a casa loro. Del 30%. La Merkel ha portato l'IVA dal 19 al 7%. Taglio secco per aiutare il turismo. Quindi quando vuoi essere lungimirante e hai un'idea progettuale, queste sono. La Merkel non vedrà... E non ha queste spiagge qui assolutamente. No, la Merkel non vedrà il turismo in Germania primeggiare, probabilmente non sarà più primo ministro, non sarà più... però lei guarda per il futuro della sua nazione ed è questo il bello della programmazione. Ecco, da questo punto di vista, adesso l'IVA che... Abbiamo sto cappio pazzesco che non si capisce mai.
tanti sono proprietari, anche se non so se il nostro telespettatore, se è il caso, se era un pendolare o se va alla casa, la seconda casa a Jesolo, ma tantissimi hanno anche la seconda casetta a Jesolo, l'appartamentino, eccetera. Certo. E l'IMU è stata un'altra... L'IMU è un'altra delle cose che sta massacrando le attività. Lei consideri che da noi l'IMU sugli alberghi è il 9,6 per 1000 e anche sui negozi. Quindi pagare il 9,6 per 1000 di qualcosa che per te è fondamentale per lavorare, non è un capriccio, non è un lusso, è uno strumento di lavoro. E pagarci il 9,6 per 1000 di IMU è qualcosa di spaventoso. Questo ha drenato liquidità, probabilmente sta dando una mano al governo per pagare pensioni e per cercare i fondi per tirare avanti altri 6 mesi, ma non hai risolto il problema. O fai ripartire l'economia. Altra cosa, adesso ci sono questi fondi per l'imprenditoria giovanile, soprattutto per creare posti di lavoro per i giovani, ma se non fai partire l'economia, l'economia non assume. Infatti quello è il discorso. Questo è il punto. Cioè non è che puoi non assumere assumi, anche se uno ti costa meno, perché non paghi i contributi, ma non lo assumi perché non c'è lavoro, le attività chiudono, i negozi chiudono. Ecco, questo si dovrebbe capire. O fai ripartire l'economia, poi ci pensiamo noi ad assumere. Ecco, per voi operatori del settore, cosa vuol dire ripartire l'economia? Cioè che tipo di azione ravvedete sul territorio, in una zona strategica, come dicevamo, che ha un certo tipo di movimento periodico, stagionale, per carità che dir si voglia, però c'è. Che cosa servirebbe, per esempio? Intanto togliamo quest'IMU infame. 9,6 per 1000 sulle attività. Quindi giocare sulla tassazione, quindi l'IVA non andare ad aumentarla perché sennò ammazza ancora di più quello che è già stato mette le mani ancora nelle tasche dei cittadini che già non hanno soldi per fare turismo. Ma una volta si diceva che l'evasione era quella che reggeva il Veneto, queste cose non ci sono più, non esistono più, il cliente paga tutto con carta di credito. La grande evasione non esiste, nel nostro settore non so mai neanche se è veramente esistita, perché l'evasione grande la si faceva con i computer sulle grandi aziende che portavano i soldi nei paradisi fiscali, questo non avviene certo da noi. E poi c'è la vicinanza con l'Austria. L'Austria una volta c'era solo latte, formaggio, carne, bestiame da carne e legname. Questa era l'Austria una volta. L'Austria fa turismo a 360 gradi, infatti, ma l'Austria ha la tassazione del 25%. Quindi le imprese respirano, vivono, ci fanno concorrenza sui prezzi. Ma faccia lei un prezzo con le tasse al 60% e con l'IVA in crescita. Come forsiamo? Per mantenere poi inalterata l'occupazione. Il costo del personale, dove effettivamente il cuneo fiscale è spaventoso. Veramente al lavoratore rimane poco in tasca. Ecco, tutte queste cose stanno veramente erodendo la capacità delle famiglie di riuscire anche a soddisfare alcuni bisogni primari ormai. Chiedo, la tassa di soggiorno, siccome abbiamo visto che il vicinissimo Friuli non l'ha applicata, ha fatto una scelta ben precisa e voi ne avete risentito, perché queste erano le voci che correvano. No, risentito no, anche perché quelle località stanno soffrendo più di noi in questo momento. I dati che ci arrivano sono più positivi per noi che per loro quasi. Hanno fatto campagna dicendo esatto, da noi sì, tax free. È vero, non sono i 70 centesimi quelli che incidono su una vacanza, 70 centesimi al giorno per 7 giorni, non è questo che incide. Noi ci siamo molto arrabbiati e abbiamo combattuto le tasse soggiorno per principio, proprio per quello che si diceva prima. La Merkel porta l'IVA dal 19 al 7%, 7 giorni dopo a livello governativo dicono: cari comuni turistici, se non ce la fate più, tassate i turisti, mettete la tassa soggiorno. È questo il principio che noi combattiamo, non i 70 centesimi che il turista quasi quasi non percepisce e non se ne accorge neanche. È mettere le mani ancora nelle tasche del cittadino, cioè fare il contrario di quello che dovremmo fare. I segnali sarebbero portare l'IMU completamente a livelli differenti e portare l'IVA, come ha fatto la Germania, noi adesso abbiamo il 10%, sul turismo portarlo al 4%.
che è la tassazione più bassa. Questo si dovrebbe fare. Questi sono i segnali importanti, perché noi anche a livello prezzi stiamo veramente combattendo per restare competitivi. Non potremo competere certo con Sharm el-Sheikh, dove un collaboratore costa 80 euro al mese, da noi li costa al giorno, quindi è impossibile poter competere come prezzo. Ma l'Italia ha un appeal straordinario. Voi giocate tanto, sperate anche sul turismo estero, quindi avete delle campagne anche che... È fondamentale. Quindi avete rinunciato su quello nostrano? Cioè... No, assolutamente, l'italiano è il nostro zoccolo duro, fortunatamente, però i clienti in lingua tedesca, e quindi austriaci tedeschi, per noi sono sempre stati un cliente ottimo, un ottimo cliente. Adesso si affacciano tutti i paesi dell'est, soprattutto la Russia, il cliente moscovita, che è un cliente medio che però ha degli ottimi stipendi a livello di ceto medio e che per lui fare vacanza... Quindi esiste il ceto medio ancora, non l'hanno ammazzato in Russia? Anzi. No, sta aumentando, però principalmente attorno a Mosca, non fuori Mosca. È ancora Mosca che che riesce a creare, fa la differenza. Sì. Ed è anche un cliente che rispetto a quello di una volta è più corretto, è più... sta diventando anche un cliente più interessante effettivamente. Ed è interessato ai dintorni oppure ama il mare? Cioè, che tipo di cliente è? Che cosa notate? L'altro giorno mi è arrivato un cliente che è già venuto da 2 anni, questo è il 3° anno che viene da noi, e gli ho detto appunto ma cosa intende fare nei suoi 15 giorni? Ah, intanto mangiar bene. Questa è la prima cosa che mi ha detto. Questa è già interessante. Mangiare bene. Girano, frequentano i ristoranti, cominciano ad apprezzare anche. Una volta il primo russo che poteva permetterselo perché aveva tanti denari, capiva poco, quando vedeva il vino più caro e il cibo più caro ci metteva il dito sopra e magari non gli piaceva neanche. Adesso comincia a capire anche cosa deve scegliere. Poi una delle cose che i nostri ristoranti stanno facendo è quello di tradurre il menù in russo, spiegare, scrivere gli ingredienti, cioè quindi avvicinarci anche a loro che non hanno ancora questa grande familiarità, diciamo, con i nostri cibi, ecco, con la nostra terminologia, però sta diventando un cliente veramente importante anche lui. Dopo parliamo anche degli zoccoli duri, quindi gli italiani, ma non solo, quindi vedere un po' qual è l'indotto che può essere interessante per il territorio. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, parliamo un po' della situazione di San Donà e dopo vediamo di parlare anche degli svaghi, divertimenti, dei servizi che ci sono. Per parlare di San Donà vuol dire parlare un po' di tutti gli altri comuni, da Meolo, Musile a Quarto d'Attino e a tutte le altre località dell'entroterra. Poi però voi rappresentate, per cui esistono, ci sono e sperano di sopravvivere. Ci sono e hanno delle realtà molto belle e avrebbero delle opportunità molto interessanti, però faticano molto di più perché soprattutto il settore dell'abbigliamento è fortemente in crisi, sono veramente bravi a resistere, però lei vede tanti negozi chiusi. Ecco, una delle cose, e qua ci riagganciamo all'IMU nuovamente, quanti sono i locali chiusi? Noi chiediamo anche ai proprietari degli immobili, degli stabili, di darli anche a prezzi più di favore pur di riuscire a mantenere aperte delle attività, ma loro ti rispondono con i costi che ho, non ce la faccio. Quindi riuscire ad abbattere anche qua probabilmente vorrebbe dire avere affitti molto meno importanti e quindi riuscire anche a tenere aperto queste località e in queste località questi negozi. Un'altra delle cose che noi sulla quale noi come Confcommercio puntiamo molto è quello di portare, se ci sono dei centri commerciali, solo all'interno delle città. Basta consumare territorio, basta costruire in mezzo alla campagna. Però la nuova legge sul commercio, se non erro, punta su questo aspetto. Punta su questo, ma sa quanti metri ancora ci sono da costruire? I vecchi piani? Siamo già distrutti perché ormai hanno costruito dappertutto. Se porti un centro commerciale in centro alla città può dare un po' fastidio, ma almeno porta gente e dove c'è gente alla fine tutti ne beneficiano, quindi è importante portare il tutto all'interno delle città. Poi è anche importante non sviluppare, secondo me,
le frazioni, di non portare ancora edificabilità nelle frazioni, ma semmai dare premi di cubatura in centro, perché in periferia, in una frazione, per uscire devi prendere l'auto. Quando hai preso l'auto ti sei disperso per il territorio. Se tu invece incentivi la residenzialità in città, la gente esce e va a piedi, senza dubbio, ricomincia a socializzare. L'aspetto di comodità della città. Certo, infatti. Questo dovrebbe essere la cosa più importante. Ecco, quindi noi ci battiamo anche su questo per far rivivere i nostri centri storici. Poi, come si diceva prima, i parcheggi sono fondamentali. Io capisco che i parcheggi di fronte al negozio possono essere anche a pagamento e possono anche aiutare, perché altrimenti uno piazza la macchina lì e per 8 ore non la muove più. Questo non agevola l'ospite o il cliente, ma subito dietro, almeno i parcheggi dietro le vie principali, dovrebbero essere liberi e gratuiti. Questo secondo noi dovrebbe essere fondamentale, importante. Quindi da questo punto di vista le amministrazioni comunali come si stanno muovendo? Riuscite ad avere un rapporto, interagire? C'è qualcosa che può aiutare? Perché veramente è un commercio asfittico e poi avete la concorrenza tremenda di questi centri commerciali. I comuni si stanno comportando un po' come si sta comportando l'amministrazione nazionale. Va a caccia di denaro perché deve pagare e non ha possibilità. Io ho detto anche poco tempo fa al vice sindaco del nostro comune, quando mi diceva ho decine di persone che vengono a suonare il campanello del comune perché non ce la fanno ad arrivare a fine mese, e questa è una realtà drammatica e che tutti noi conosciamo. Però io ho detto al vice sindaco, si ricordi che se voi, lei e la sua amministrazione, se voi affossate il turismo e il commercio, tra poco ne avrà non 10 al giorno, ma 100 e 1000 che verranno a suonare al suo campanello. Quindi non dimentichiamoci un certo equilibrio, perché creare sviluppo, creare opportunità può costare, ma poi alla lunga ti ripaga. Mentre cercare di aiutare senza creare sviluppo durerà molto poco. E questa non è una cosa semplice. Voi avete qualche progetto? State avanzando delle proposte? Noi puntiamo molto sull'allungare la stagione. Questo che potrebbe... la cosa ma noi abbiamo visto importante. anche delle immagini prima che non tutte erano della stagione, alcune presentavano appunto le bellissime, per esempio, spiagge di Jesolo senza le ombrelloni, che sono estremamente piacevoli, certo. Anche le passeggiate, insomma ci sarebbero possibilità, soltanto che tanti magari telespettatori che ci seguono dicono sì, prova ad andare te in autunno o in primavera, quando la stagione è così, andare a Jesolo, tutti i negozi sono chiusi. Ecco, qua stiamo vedendo queste immagini bellissime. Una parte dei negozi sono chiusi, è un mortorio qua. Non tutti, comunque una parte dei negozi sono chiusi. È evidente che se uno pensa di riuscire a far vivere 15 km di località diventa un po' difficile. Che cosa proponete quindi? Purtroppo dobbiamo concentrarci in un'area centrale della località, dove ci sono anche i negozi più belli e quelli che tengono aperto solitamente, ma poi bisogna puntare sulla riqualificazione delle strutture. Riqualificare, io la interrompo solo un secondo, riqualificazione, torniamo su questo aspetto, un secondo solo. Pronto? Pronto, buongiorno a lei e al suo gentile ospite. Da dove chiama? Io sono Maurizio, chiamo da Stra, dalla Riviera del prego. Ci volevo fare un intervento che non riguarda la provincia di Venezia. Quest'anno qui al British Museum di Londra, che c'è una mostra itinerante, espongono cosa? Gli scavi di Pompei. Cioè, abbiamo il patrimonio in casa e devono essere gli inglesi a esporlo nei loro musei. Cioè, è un paradosso che non ha proprio commenti questo. Sì. No, ha commenti. Ci sono commenti, ha ragione lei. Ha ragione. Lei che nel senso, siamo proprio nel paradosso, abbiamo un patrimonio tenuto nascosto, perché anche a Roma tutto quello che hanno rivenuto poco tempo fa, gli archeologi lo mettono in scatola e sono costretti a metterli via perché i musei non sono aperti o sono chiusi. Sì. Abbiamo un patrimonio in casa, ma quello che dico, ma è possibile che siamo così stupidi noi italiani?
devono gli inglesi esporre a Londra i scavi di Pompei? Cioè, non c'entra niente con quello che sta dicendo il signore, che sta dicendo... No, c'entra. Guardi, se vuole le rispondo, perché c'entra proprio in maniera totale. Grazie molto. Tra l'altro lei chiama Damira, che è una zona stupenda, che pochi ci vanno, in proporzione a tutto quello rispetto a quello che offre. Guardi, grazie della chiamata. Questa è una delle cose, quando si parla come si deve fare turismo. Anche queste sono le cose che dovrebbero fare turismo. Una nazione come l'Italia, che dovrebbe fare totalmente turismo, dovrebbe puntare su avere i musei aperti a doppio orario, quindi vuol dire assunzioni maggiori. Dovrebbe avere, io parlo anche della polizia municipale, che è la prima persona a cui spesso si rivolge un turista, dovrebbe sapere l'inglese. Cioè tutti dovrebbero parlare, dove sono i luoghi, tutti dovrebbero parlare l'inglese, questa è una delle cose fondamentali. Musei, come diceva il signore prima, dovrebbero essere tutti aperti, cioè non puoi fare le 8 ore o gestire le cose come le stiamo gestendo adesso. Non è far turismo, è vivacchiare. Poi ci beiamo di dire: ma quest'anno l'Italia chiude con un segno negativo, ma è un segno negativo ancora contenuto, ancora regge. Per me è una sconfitta bestiale, perché se ogni anno nascono 100 milioni di nuovi turisti nel mondo, gente che si permette di andare in vacanza, e noi andiamo con un leggero trend negativo, vuol dire che non abbiamo catturato nessuno di questi nuovi. Dalla Francia. La Francia ha già passato da un pezzo. Giustamente quel telespettore ha colto un aspetto importantissimo, cioè noi stiamo vedendo morire Pompei, che ce l'abbiamo, la lasciamo morire per una mala gestione. E andiamo a vedere Pompei a Londra. Esatto. Ma soprattutto quello che io le raccontavo anche prima fuori onda, ci sono capitali europee emergenti che hanno le code davanti a musei, che hanno pochissime opere rispetto a quello che possiamo offrire noi. Hanno tantissimi italiani che pure ci sono in periodi non di stagionalità alta, inaspettatamente. Quello che interessa a noi. Esatto. Noi che dovremmo avere la fila, dovremmo avere la Villa di Mira, ognuna dovrebbe avere la fila di persone che aspettano di andare a visitare, invece non abbiamo assolutamente niente. Qualche presenza sporadica di cui ci si accontenta, per carità ci si accontenta. Un turismo, come dice lei, a 300, non dico a 365 giorni, ma a 6 mesi. E anche 8, quello dovrebbe essere il nostro obiettivo, gli 8 mesi. Benissimo, allora giochiamo, tra virgolette, su eventi, su manifestazioni che possano incentivare quei periodi in cui la stagione non regge, per mettersi lì sotto l'ombrellone o a prendere il sole, insomma. E poi quando parlavo di riqualificazione delle strutture, esatto, intendevo anche quello che bisogna puntare su quello che hanno fatto gli austriaci. Chi si muove fuori stagione si muove anche per cercare il benessere personale. Bravissimo. Quindi lei parlava delle passeggiate a mare d'inverno o fare jogging, che è straordinario, però se poi quando rientri in albergo ti trovi delle belle spa, dei bei wellness, dove puoi anche rilassarti, le due cose potrebbero diventare vincenti. Questa è una delle cose. Si ricevono delle offerte o delle promozioni da parte di località che di turistico, certo, non hanno nulla, nel cuore della Croazia anziché nel cuore di altre località, dove tutto si concentra sulla struttura alberghiera, che da tutto e di più ti coccola, con cene gourmet, con questa... E invece noi che abbiamo tutto il dintorno non riusciamo ad accattivare turisti. La Slovenia ci sta provando, però io ci sono stato pochi giorni fa, e francamente hanno una crisi tremenda, spaventosa. Noi a Jesolo a fine mese di giugno eravamo pieni praticamente, e quando sono andato io lì da loro erano veramente in crisi. Ma perché adesso loro manca l'italiano? Io ammiro di più gli austriaci, perché avevano poco, i sloveni e Croazia, Venezia ha lasciato talmente tante tracce, talmente tante cose belle che gli austriaci non le hanno, eppure sul benessere, sulla cura fisica hanno puntato tantissimo gli austriaci. Ecco, loro li ammiro, perché con poco stanno raggiungendo traguardi importantissimi. Però, ripeto, ci sono anche imprenditori che stanno già pensando di andare a gestire strutture in Austria, perché il 25% di tassazione attira, credetemi. Puoi fare prezzi migliori, puoi essere più competitivo e puoi dare dei servizi straordinari perché ti costano molto meno. Assolutamente sì.
Allora, detto questo, abbiamo chiuso questo nostro capitolo e avremo ancora occasione poi di approfondire, perché vediamo che c'è anche l'interesse dai nostri telespettatori che partecipano con stimoli. Insomma, le dinamiche, le idee ci sarebbero tantissime, bisognerebbe avere anche la volontà politica a un certo punto di attuarle, politica o che dir si voglia, insomma, con anche delle leggi di favore, perché quello della tassazione poi è un problema molto molto forte, molto sentito. Solo piccolo completamento, sì. Se la Sicilia facesse 8 mesi, anche se avesse una tassazione del 25%, secondo lei incasseremmo di più o di meno? Io dico di più, e daremo lavoro per 8 mesi all'anno e non per 3 o 4 mesi. Ecco, quindi sono dati molto comprensibili e anche molto semplici, molto elementari, molto facili da capire, secondo me. Ci vuole volontà. Chiarissimo questo. E tra l'altro, avendo qualche soldo in più in tasca i nostri connazionali, muoverebbero questo sistema interno, questo PIL che è inchiodato e sta sprofondando. La ringraziamo della collaborazione Confcommercio Unione Venezia e Venezia Opportunità, naturalmente a voi come sempre di averci seguito e ci ritroviamo prestissimo. Grazie. Grazie.